Pronti? Per qdpnews.it siamo con Alessandro Di È un giornale Battista. online. Esattamente. Bene, va diretta. Siamo con Alessandro Di Battista. Allora, ultimamente si è molto parlato del binomio migranti e accoglienza. Cosa ne pensa e come commenta? Allora io penso che l'immigrazione clandestina sia diventata purtroppo per coloro che la sfruttano quasi una forma di finanziamento pubblico ai partiti. L'ho visto con Mafia Capitale perché Buzzi sfruttava l'immigrazione e poi riceveva appalti in cambio e diceva che si fanno più denari con gli immigrati che con la droga, e ci sono oggi delle evidenze che dimostrano che non tutte ma alcune organizzazioni non governative hanno dei rapporti piuttosto torbidi con gli scafisti stessi, scusate, gli scafisti, cioè nel momento in cui noi chiediamo trasparenza sui finanziamenti, sulle cooperative, sui centri d'accoglienza, su tutti coloro che anche mangiano sull'immigrazione possiamo essere considerati razzisti, per cui penso questo, penso che sia un dramma e che si sfruttano appunto i migranti e si fanno denari sulla pelle dei migranti utilizzando poi il denaro pubblico ai cittadini italiani. Spostiamoci un attimo in Veneto. È innegabile che ci sia ancora una certa influenza da parte della Lega. Voi come movimento cosa avete progettato per aumentare i vostri consensi? Noi portiamo avanti il programma, ci facciamo conoscere ogni giorno, siamo sempre in piazza e così siamo cresciuti in questi 4 anni. Poi ci sono territori dove il movimento è più forte e territori dove il movimento è meno forte, però comunque la nostra linea politica è sempre la stessa: programma, autofinanziamento, idee, progetti, piazza, web, e alla fine stiamo crescendo dovunque e cresceremo anche in Veneto. E da queste elezioni coneglianesi cosa vi aspettate? Che risultati? Io non faccio mai i programmi, io sondaggi, non li guardo mai. Oggi per esempio i sondaggi su scala nazionale ci danno al primo posto, ma per noi dobbiamo continuare a lavorare. Se saranno in grado queste persone di far conoscere il programma a tutti i cittadini di Conegliano nelle prossime settimane, faranno un grande risultato, ma dipende da loro. E rimanendo sempre nella zona del coneglianese, parliamo di un altro binomio, ambiente e prosecco. Che cosa le fa venire in mente e come commenta? Non sono adeguatamente preparato su questo, ognuno penso che in politica debba occuparsi delle cose che conosce meglio. Su queste tematiche è meglio parlare con qualcuno della Commissione Ambiente o della Commissione Agricoltura del Movimento 5 Stelle. Io un tuttologo non lo sono e di quello che non conosco approfonditamente non parlo.